Duilio e Ines, bentornati alla terapia di coppia. Grazie. Sono molto felice di rivedervi. Beh, per risvegliare la passione, parto da una considerazione, è importante per risvegliarla avere della fantasia. Certo. Voi certo. usate la fantasia. Sì, no. sì. Guardi, io ogni volta che guardo la Ines mi scatena la fantasia. Ah, che bello, che bello. Cos'è che ti immagini come Vardi? Mi immagino di averla davanti in un'altra. Ecco, vedi quanto cancaro che c'è. Ma insomma, Lei è sempre simpatico, signor Duilio, però Ma anche sincero, sincero. vi avevo dato anche dei compiti per casa. Sì. Li avete fatti, no? Certo. Ad esempio vi avevo chiesto di sorprendervi, Sì. di fare delle cose che uscissero fuori dagli schemi, no? Qualcosa che rompesse la routine di tutti i giorni. Sì. Lo avete fatto? Abbiamo fatto, sì, tipo l'altra sera, no, Sì. che di solito dopo cena io mi metto a lavare i piatti Sì. sul secchiaro e dopo... Sul secchiaro? Secchiario. Invece quella Vabbè. sera ho detto lo sorprendo Ah. e sono andata in bagno, ho impenito la vasca con l'acqua caldina, ho messo in schiumetta, Che bello. ho attaccato le candele, gli incensi profumati, petali di rosa per tutta la vasca e mi sono infilata dentro. Sì, che bello, che bello. E Duilio? Lui quella sera ha deciso di sorprendermi anche a lui, fatalità. E ora mi ero là in vasca che aspettavo mezz'ora, tre quarti d'ora, che avevo tutti dei masari, ho presente? In italiano. dico. Mazzariti. Mazzariti non... Tipo piegate. Pelegate. Insomma, che idee che pareva un rospo. Ah, ecco, sì, E ora sì, che ho sì, deciso di venire fuori, vado giù in cucina e io trovo che lava i piatti. Ecco, ho deciso di sorprenderla, no? E la stessa sera. Sì. E insomma ha fatto un disastro in cucina, gli era acqua dappertutto, perché un uomo non è buono di lavare due piatti, pare che sia passare una moto d'acqua, acqua dappertutto. Sai come che si finì la serata a sorpresa? Minetare col moccio e usano da farsi la doccia. Grazie del consiglio, sorprendetevi. No, sì, io non vi avevo detto di farlo contemporaneamente, magari... Vabbè, scrivi però il questa roba secondo qua, consiglio mi auguro che sia andato meglio, no? Vi avevo chiesto, ad esempio, di trovare dei luoghi nuovi dove fare l'amore. Sì. Basta col letto, basta queste Sempre cose quello. classiche, no? Basta. Avete trovato dei luoghi nuovi? Sì. E ora mi sono andato in soffitta e sono andato in garage. Sì. Ma e com'è andata? Insomma... Ma lo avete fatto contemporaneamente? Sì. Cioè, uno in soffitta e l'altro in garage? Certo. Ma no, tutte e due nello stesso luogo! Bisogna che si spiega meglio, però, dottore. Prendi appunti te. Scriverò, quindi tirerò bazzo, nota. Almeno la terza l'avete fatta, cioè usare della biancheria sexy. Sì, Ecco, sì. giarrettiera, reggicalze, perizoma, Sì, scarpe tutto. col tacco. Tutto abbiamo doparato. E questa com'è andata? Guarda, scarpe col tacco, perisoma, giarrettiera, tutto bellissimo. Ghimo pensa solo che la prossima volta però mi metto me.